un nuovo viaggio, una nuova avventura. Dove? San Marino. San Marino. Perché non l'abbiamo Credo che lì c'è qualcosa. Dopo un bel percorsino siamo arrivati al campeggio. Sì, che dov'è questo? Prendi i soldi, scappa via. Eccola qua. Eccola qua. Venite. Che senza anestesia. La bellezza scandinava, rossa, occhi azzurri, vestito turchese. Credevate che fosse finita qui? Non è finita qui, perché noi siamo in un campeggio. Amici, follower, ma soprattutto Amici, amici e follower, eccoci qua di nuovo. un nuovo viaggio, una Dove? nuova avventura. Dove? Dovevamo andare? Oggi dovevamo introdurre il video dicendo così: andiamo a vedere la diga del Vajont, la Forno di Zolto. Dovevamo andare dopo sulla strada del Miss e a vedere anche delle cascate. Invece siamo cascati male, perché hanno chiamato temporali nel pomeriggio e nella notte. E siccome facevamo anche la notte lì, con la tenda ci pareva brutto navigare nell'acqua, svegliarsi durante la notte navigando nel fiume. Esatto, e allora abbiamo detto cambiamo itinerario. Andiamo dove c'è sole. La pioggia è a nord, E noi andiamo a sud. quindi oggi andiamo a San Marino. San Marino, andiamo alla Repubblica di San Marino, che non è mai stata espugnata, ma noi la espugneremo. Come sempre vi diciamo di seguirci, Iscrivetevi. che l'ultimo video ha fatto 1500 visualizzazioni. Una cosa molto importante, spiegheremo con cosa andiamo via, Sì. perché non abbiamo mai spiegato Ho sempre detto che io ho una Ducati. e io lui- una Guzzi, una però Guzzi. non cosa. E adesso ve lo facciamo vedere. Ecco qui la Ducati Monster. No, dai, comunque una bella moto, devo Comunque dire. una 600 Monster a carburatori e dà le sue soddisfazioni. Questa è la mia, la Guzzi California 1000, la miraglia praticamente della Guzzi. Questa è del 1982, quindi 41 anni di moto, ragazzi. 41 anni di moto, tenuta benissimo. Abbiamo fatto rifornimento e adesso partiamo. Il mio collega completamente carico di roba con la tenda dietro. Volevo fare un saluto a Sinna, è stato lui un po' che ci ha ispirato a fare questi viaggi in moto, perché abbiamo visto i primi video con quel famoso senza prenotare, ti ricordi? Questa è l'abbazia di Pomposa, bella, abbiamo fatto un bel video. No, che sia poesia. Che se lavori se non potessimo averli sorpassati. Anche me. Vieni qua, vieni. Abbiamo finito di fare colazione Sì, adesso andiamo alle moto di nuovo. Grazie. Ci lasciamo Bene. gentilmente aperta la porta. e adesso Direzione San Marino, fatto colazione, sono le ore 10:10, in perfetto direi, in perfetta tabella di marcia, perché non l'abbiamo la tabella di infatti, marcia. quello. Andiamo, esatto, proseguiamo il nostro viaggio. Pronti a partire. Via, verso l'infinito e oltre. Oltre come sempre. Guardate le valli bellissime, il mio socio è in piedi per tirarle giù. Allora volevo farvi mostrare una piega che ho fatto l'altro giorno, vedete, ho sbucciato i pantaloni, quindi sono piegato parecchio. Siamo arrivati alla Ravenna. Campi, Mirabilandia, Campi. Il cavallo dice di defecare, ci smerda tutta la moto. Sì, un po' di aria fresca, che ci siamo fermati a bere un'altra quarantina di chilometri e siamo arrivati a destinazione, quindi 32 addirittura. Bene. Allora facciamo 32 chilometri, siamo arrivati a destinazione. Occhio il biker. Ecco la ragazza che è davanti il mio socio, vero socio? Così ci piace a noi, vero? Anche voi donne dovete prendere il motore per le corna. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Però devo dire, strade bruttine, Sì. bruttine come saldatura. Molte buche, molte toppe. Facciamo il pieno. Tanto dovrebbe essere giusta, se la facciamo. Sì, questa ne fa 300, quindi devo andare al campeggio adesso.
Grazie. 17. 10. Ecco, grazie. Ti do il bancomat adesso. Grazie a lei, buona giornata. Ecco qua. È la gold questa, quella. Grazie. Grazie, buona giornata anche a lei. 17,02 €, ricordami dopo che lo scrivo, ragazzi, in mezzogiorno, siamo quasi arrivati, Speriamo, come ho detto prima, che ci mettano su un posticino un po' all'ombra. Siamo arrivati praticamente. Una curva U secca. Ah, non ho più idea. Credo che lì c'è qualcosa. Un'indicazione magari, no? Ah, là. Siamo arrivati. Amici, dopo un bel percorsino siamo arrivati al campeggio. Chiamiamolo in maniera elegante grezzo. Cioè, 2 alberi buttati là. Però per passare la notte, insomma, speriamo. Allora, una cosa che ci piace è all'ombra, quindi possiamo già montare la tenda. Adesso aspettiamo Alex, che dovrebbe essere quello che ci dice come fare, come piantare, come pagare, come fare. Poi vi faremo un breve video. Sì, dov'è questo? Prendi i soldi, scappa via. Sì, e ci dice piantatevi là e basta. E il campeggio è un po' alla mano, ecco, non è Molto alla mano. molto, diciamo molto alla mano. Molto. Allora devi mettere il limite qua. Un attimo per scaricare, sì. Eh sì, la mettono momentaneamente così perché è in piano. Anche qualsiasi cosa. Amici e amiche, abbiamo montato la tenda. Eccola qua. Eccola qua. Ringraziamo lo sponsor, Sì, la zia Nadia, per la tenda. per la tenda. Grazie alla zia Nadia E che il ci ha, supporto telefonico. esatto, che ci ha dato le istruzioni giuste, praticamente ci ha detto Così. così e basta. E andiamo. Accanto al muro, di così si possono mettere e non rompono le balle. Ok, grazie. Ce la fai farti tu? Posso posare prima la tua? Ti metti così e poi mi metto io in fianco? Siamo arrivati a San Marino, al centro, e abbiamo incastrato come il Tetris le nostre moto, quindi da qui non si muovono né le moto né noi. Andiamo. Via. Oggi fatalità è la giornata dove fanno la presentazione del Medioevo. Amici, fallo, abbiamo mangiato un panino molto buono perché ciao, hai detto una cosa spiccia veloce, andate a mangiarlo, ciao. Va bene? 7 secondi. Abbiamo mangiato alle 3, mio socio ha mangiato un panino e io ho mangiato una piadina con la cipolla e la salsiccia, molto buona, bar centrale, il pasto veloce, perché facciamo adesso una camminata, andiamo su verso la Rocca a vedere la torre. La basilica di San Marino, che nel 1853 è stata costruita sopra una chiesa medievale, sui resti di una chiesa medievale, semplice e non diciamo pomposa come le altre chiese, e devo dire la verità, mi ha lasciato un po' la mano in bocca, non mi è piaciuta tantissimo. Le cose che si potevano trovare su un campo di battaglia, da armi a attrezzi di uso comune, coltelli, bicchieri, stoviglie varie. Questo è il legno di acacia, questo è stato rinforzato in pelle cruda, questa sarebbe la pelle cruda. Messa a bagno per una giornata si ammorbidiva e si riusciva poi a stenderla su d'uso e incollarla qui.
Come potete vedere, questi erano gli scalini che usavano gli antichi sammarinesi per salire la rocca. Infatti sono gli scalini della rocca. Quindi questi sono degli scalini che a noi non fa assolutamente fatica a fare, vero? Sergio? Sì. Siamo... Poi non è neanche caldo oggi. No, oggi è proprio una giornata molto fresca. Sì, sì, sì. Questi sono i giardini. Questi sono i famosi giardini Borghesi. della Rocca, dove i borghesi venivano a borghesare. Amici follower, ma soprattutto amici, bisogna dirlo perché noi siamo molto, molto fieri di avere amici, soprattutto amiche. Qua siamo nei giardini dove la borghesia veniva a distendere le gambe e a riposare un po'. Guardate lo scorcio che è, ma no fantastico, di più. Guardate che roba. Si vede il mare Adriatico. Il mare Adriatico, esatto. Dice tutto il mare Adriatico, un po' di foschia, però riusciamo sicuramente a vederlo. E qui si lavavano, vedete la fontana? Qui si sciacquavano. Vedete la fontana? Ecco pure il San Marino, la San Marinese. Oggi perché c'è la festa medievale e l'entrata è gratuita. Ora ragazzi vi mostrerò una tipica arma dell'epoca. Loro praticamente si difendevano dagli attacchi esterni dentro le mura. Venite. Tipica mitragliatrice epoca medievale, loro si appostavano così e così si difendevano dagli attacchi che venivano sia da questa parte del mare che da questa parte della terra. Quello era un tipico assalitore, vedete? E questo serviva appunto per abbatterlo. Per abbatterlo. Ovviamente sto sparando a salve. Salve. La tua testa. Ne ha battezzati tanti, diceva qua. Più quella. Questa hanno già un bernocolo qua, allora devono abbattere. Era un vecchio bagno. Ah, quello. Ah sì. Adesso è chiuso. Ma quello... Venite amici. Venite. 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 Arrivati. Ad esempio il trattamento poteva essere snellizzarlo, che senza anestesia potete immaginare, no? Quindi ad esempio potevano usare anche queste auricolari, queste salvia. Piccolo aneddoto. Qui dove ora siamo seduti, in epoca del Medioevo, era la prima tavola rotonda, dove vi ricordate l'ancillotto e Reatù. Come potete vedere, la stavano facendo rotonda. Avevano già cominciato a limare gli spigoli qua e quindi la stavano tentando di fare tonda. Non ci sono riusciti e la si sono spostati nel castello dove c'era di legno
e avevano scoperto che il legno era più facile da malleare, quindi da limare e farla diventare rotonda. Ma questa, forse, cenni storici ce lo dicono, io sono seduto dove era seduto Re Artù di San Marino, il famoso Re Artù di San Marino, conoscete senz'altro la storia, Re Artù, Lancillotto, Ginevra. E qui sono seduto dove lui molto probabilmente poggiava le sue reali chiappe. Ho visto prima Ginevra. Ragazzi, la bellezza medievale esiste, la bellezza scandinava, rossa, occhi azzurri, vestito turchese, dopo mi direte voi se sbaglio o no, ma una fata. Un attimo che faccio anche pausa, sto mettendo il nuovo video, uscirà il nostro nuovo video. Esatto. Comunque San Marino merita di essere visto almeno una volta nella vita. Yellow San Marino. Giù qua abbiamo le nostre moto. Cosa stai facendo? Niente, ma lo sto facendo benissimo. Però comunque dove siamo? Vedi, adesso siamo qui al ristorante La Capanna, che ha un bellissimo scorcio e se volete mangiare qua, ovviamente faremo le recensioni dopo di cosa abbiamo preso, come prezzi, già partiamo con prezzi buoni e il posto è fantastico, vi faremo vedere un attimo una panoramica. Amici follower, ma soprattutto Amici. esatto, E di mangiare. sì, sono esattamente le 8:50. Abbiamo mangiato La Capanna, dove fanno una pizza buona. Sì. Ho mangiato un piatto di affettati, io, affettati misti, patatine fritte, acqua, una coca zero, due caffè, 35 euro. Quindi neanche tanto, vista bellissima. E adesso ci muoviamo, prendiamo le nostre moto e andiamo al campeggio. Dove sarà un great party, qualcosa. Speriamo bene. Ciao. Guarda che giù c'era Tim Wenders che anche le riprese anche Amici follower, ma soprattutto Amici. follower. Siamo giunti al termine di questo bellissimo viaggio, siamo giunti a San Marino, siamo andati a San Marino, Abbiamo visitato San Marino. giornata bellissima, tempo stupendo, ma San Marino merita di venirla a vedere. Il nostro viaggio purtroppo si conclude qui, ma Iscrivetevi al nostro canale. se volete vedere altri video nostri e video anche precedenti, Seguiteci. ciao, alla prossima! Ciao. Amici, credevate che fosse finita qui, vero? Ma invece non è finita qui, perché noi siamo in un campeggio e questa notte campeggeremo qui, guardate, E lì abbiamo il rave party. e qui abbiamo un rave party lì, ragazzi. E comunque apro e chiudo parentesi, amici, che questo video lo vedete la prossima volta. puntata. Ciao! Ciao.